e parlando con il pilota che aveva vinto tutte le gare quell'anno, forse tranne una, quindi gli ho detto riuscirai a fare l'ultima gara bene, con un buon piazzamento, era campione del mondo. Intanto non avevo capito una cosa di Duan, che Duan non correva né per il premio, né per la vittoria, né per il campionato del mondo. Adesso subito mi fareste una domanda, com'è che ne ha vinti 5? E qui viene la mia storia. Quindi quando ho sentito questo desiderio suo, io ho esitato, perché se io riesco a curare senza operare, per me è quello il regalo più bello che possa fare un pilota. E invece lui ha chiesto di operarsi al più presto per tornare a correre prima, perché a lui non interessava il mondiale ma correre. Per cui si è fatto operare in Olanda, un intervento, è gli olandesi. E nella notte sono insorte delle complicazioni talmente gravi che hanno minacciato non solo la gamba ma anche la vita di questo pilota, questo forte pilota che stava proprio esplodendo. Dalle tenebre della disperazione Nick, che aveva già stabilito un contatto con me, mi chiama e io vado in Olanda e lo rapisco, praticamente lo rapisco. Vado con un aereo organizzato con un mio amico olandese, ci siamo presentati lui con gli infermieri dell'ambulanza in un ospedale, potete fare anche voi tutti i giorni, andate in un ospedale, andate in un letto, prendete uno che conoscete, andate via, non vi sente nessuno, poi vi arrestano, non c'è nessun problema. Beh, ma devo dire che ho dovuto andare in tribunale e la cosa più difficile non è tanto raccontare la mia storia, che io ci credo, ma giurare in olandese, che non è facile. Ti amico. Comunque voi se dovete rapire qualcuno dall'ospedale dite che ve l'ha detto il dottor Costa, magari insomma. E quando sono venuto in Italia per salvare questa gamba che era praticamente da amputare, l'ho unita alla gamba sana, per cui la gamba sana nutriva la gamba malata. Ma il problema è stato che lui voleva correre subito, quindi non voleva tenere questa gamba che nutriva la gamba sana, la gamba sana che nutriva la gamba malata, che quindi la stava salvando. Lui ha detto tagliamo che voglio andare a correre. Tagliamo, cioè separiamo le gambe. Ah, ok, no. Ed erano tempi che la medicina non aveva mai contemplato, quindi sarebbe andato, secondo la medicina, l'intervento non sarebbe riuscito. Invece è riuscito, è andato a correre, ha corso dopo 40 giorni in Brasile, è arrivato 11°, ha corso in Sudafrica ed è arrivato sesto, ha perso il mondiale da Rennes per 2 punti. A quel punto io ho scritto una lettera a lui dicendo che secondo me, quando lui si è alzato con le ferite ancora aperte, col dolore, rischiando la vita, andando a correre, pensavo che la sorte fosse stata nei suoi confronti un pochettino benevola e gli avrebbe fatto vincere il campionato del mondo. Io poi, essendo umano, non sapevo che la sorte ha delle visioni molto più grandi delle mie, gliene ha regalati 5. Però la cosa che ho capito è che dopo che Duan ha perso il mondiale, da questa sofferenza, da questo diciamo letto di spine dal quale è uscito e che tutto ci ha messo 1 anno e mezzo dopo a guarire in maniera da poter guidare la moto, in maniera a destra in una maniera e a sinistra in un'altra per questa gamba, ha tolto il freno dal piede destro e l'ha messo nella mano sinistra, in particolare il pollice. E qui è una bella invenzione che abbiamo fatto, perché mentre la mano usa la pressione facendo questo movimento, il pollice frena e quindi molti piloti, fra cui Okada e tanti altri, hanno adottato questa cosa. Ma quello che ho capito è che Duan, nel momento che aveva incontrato me, aveva incontrato la misura, per cui un Duan misurato era imbattibile e ha vinto tutti i mondiali. Quando nel 98 lui mi ha portato sul podio, vincendo il 5° titolo, e c'era una folla come la vostra, tutti gli australiani, e mi ha portato sul podio dicendo questo è l'artefice di tutta la mia vita, la mia storia, io credevo di sognare, era una gioia infinita, invece era un congedo, perché aveva sofferto troppo in quei 5 anni correndo misurato, perché Duan non era la misura per vincere, non voleva la misura per vincere, perché Duan è smisurato.
Quel giorno mi ha congedato e ha ripreso la storia del 92 e dopo 3 gare si è stampato contro col cartellone pubblicitario dove gli infissi metallici gli hanno sfiorato il cuore. Perché io credo, e nella storia andando a vedere dei piloti del passato, chi va in moto non va solo in moto per la soddisfazione di un risultato, può andare in moto perché sente la nostalgia di un qualcosa che è dentro di noi, che noi non conosciamo, forse i frammenti di un paradiso perduto, forse quella che è, diciamo, una sorgente con una linfa che ci richiama fino a doverla toccare, e per fare questo disposti anche all'estremo sacrificio. Duhan mi ha congedato e ha chiuso la sua carriera perché ha voluto essere quello che lui voleva, la ricerca del paradiso perduto.